chi sei? Martire Vincenzo. In arte? Enzo Barone. Perché ti conosciamo? Perché sono un cantante nome melodico. Quanti anni hai? 19 ad ottobre 20. Stato civile? Celide. Da dove vieni? Da Casola di Napoli. Sei un figlio voluto? Sicuramente. Figlio unico? No, un fratello più grande. Che facevi prima di fare il cantante? Studente. In cosa ti senti competente? Credo nella musica. Quante persone ti seguono? 4. Chi sono? Mio fratello Giuseppe, mio papà Gabriele, mio cugino Luca e il mio carissimo amico. In casa cosa sei capace di fare? Beh, me la cavo. Spazzare, mangiare, dormire. Scherzando. A quanti anni hai iniziato a cantare? All'età di 13 anni. Cosa cantavi? Canzoni non melodiche di altri artisti, diciamo. Chi è il tuo modello? Mauro Nardi e ci sono tantissimi artisti che poi mi piacciono. Ti senti un prototipo per gli altri? Ma credo di no, guarda. Che rapporto hai con i tuoi colleghi? Abbastanza buono. C'è invidia tra di voi? Un po' così. Un tuo pregio e un tuo difetto? Il mio pregio è che sono buono e un difetto che forse sono troppo buono. A scuola eri bullo o secchione? Scungizzo, bullo. Sei ricco? No. È cambiata la tua vita da quando canti? Un po' sì. Quali sono le tue più grandi soddisfazioni? Quando si finisce un lavoro discografico, poi quando vado a cantare il pubblico mi apprezza, mi vuole bene, mi stima, come io rispetto loro. Ti deprivi? Sì. Cosa ti sei comprato con i primi soldi che hai guadagnato? Beh, tutti gli strumenti che servivano per il lavoro. Se diventeresti ricco, cosa compreresti? Cosa faresti? Beh, farei sicuramente una bella vacanza innanzitutto con tutta la mia famiglia e poi investirei i soldi per fare pure opere di beneficenza perché ci sono tantissime persone al mondo che ne hanno bisogno. Le macchine ti piacciono? E un sacco. Quali auto ti piacciono? E diciamo vado un po' nel grosso, X6, BMW, 500, un po' tutte. Quanto guadagni per una serata? Non posso dire. Hai a che fare con la camorra? Per niente. Quanti dischi hai inciso fino adesso? Bene, stanno proprio qua, guarda. Il primo, 1000 frasi d'amore, e poi adesso c'è l'ultimo che è Camminando nel cuore, e poi a breve uscirà il terzo lavoro discografico. Qual è la canzone che più ha spopolato? Nel disco 1000 frasi d'amore c'è stata alle mie fans tra 1000 frasi d'amore, scritta da Francesco Francesi che mando un bacio fortissimo, e poi nell'ultimo lavoro discografico Camminando nel cuore c'è un brano che sta andando molto molto bene, Che senso ha, scritta da Nino Danisi. Vabbè, un bacio forte a tutti coloro che lavorano e che lavoreranno nei miei lavori discografici. Ce ne canti un pezzetto? Che senso ha averti solo per metà, fino a quando può durare questa stupida pazzia, dimmelo tu, che senso ha? Il tuo pubblico è più maschile o femminile? Femminile, ma non solo, pure maschile. Sei innamorato? Sì, sposato con la musica. Che genere di film ti piacciono? Comici. Chi è il tuo attore preferito? Biagizzo. Quindi ti piace il teatro e la cinematografia? Sì, molto. Ci sapresti recitare un pezzettino? Una parte? Aspetta, fammi pensare un poco. Ti recito una piccola parte esempio di Biagizzo, che a me mi fa morire. Quando Elena Seredova, non so il titolo del film, dimentico adesso. Il film che quando Elena Seredova dice vicino a lui non senti niente, che lui in quel film faceva la parte del gay,
E lui disse, ma quando non sento niente, lo voleva provocare, capito? E lui disse, il dopo di cocchettello di mangiare il champagne, che poi alla fine non era vero che era gay. Sei tifoso? Sì, Per quale squadra tifi? Napoli ovviamente. Quindi chi è l'allenatore del Napoli? Walter Mazzarri, un bacio forte. Ce lo fai un saluto a tutti i tifosi del Napoli? Sicuramente, un bacio forte e adesso chiudiamo l'intervista, vero? Ti faccio l'ultima domanda. Sì. Ce lo fai un saluto a tutte le tue fans? E un saluto forte, un bacio forte, ovviamente a tutti i tifosi del Napoli come me, a tutto il mio pubblico che mi rispetta, mi ama e mi vuole bene, il mio bene voglio a voi. Grazie a tutti, un bacio, Benzo Bologna.